Buongiorno e ben ritrovati, buon martedì a tutti voi telespettatori di Antena 3 con la nostra prima edizione, come sempre ricca di notizie di cronaca e non solo, anche di politica. Questa sera, ve lo ricordo, torna Ring dalle 20:45 con Ferdinando Avarino, una puntata di Ring è quella di ieri, nella quale il deputato di Futuro Nazionale Gianangelo Boff ha avuto parole forti ed è un eufemismo su quanto accaduto in Val di Susa, la guerriglia No TAV, parole che sono certamente destinate ad aprire una polemica, perché ha parlato di cecchini per eliminare i terroristi della Val di Susa. Sentiamo allora questo estratto da Ring ieri sera, con anche le reazioni del momento. Qui stiamo parlando di scene che appartengono a matrice terroristica con finalità eversive. Questo si tratta, gente armata, organizzata, che pianifica attentati a infrastrutture dello Stato. Nei paesi normali, gente come quella, con bombe che sono imbottite di chiodi, di bulloni, che possono uccidere i poliziotti, ci vogliono i cecchini che accompagnano i poliziotti, e chi si permette di tirare una bomba contro un poliziotto deve essere seccato sul posto. Quello è un terrorista. È un terrorista, sta parlando di uccidere. Terrorista. I poliziotti devono andare armati alla pari, perché sta se le persone parlando di uccidere una persona, dai. Allora, quelli hanno agito con l'intento di uccidere i poliziotti. Sì, quelli hanno agito con l'intento di uccidere i poliziotti. Noi mandiamo i nostri poliziotti con gli scudi fumogeni di fronte a gente che gli tira contro delle bombe. Sì, ma ma di non cosa può stiamo dire parlando? è un omicidio. Quello non che è lei un sta omicidio, dicendo, non è un ho omicidio. capito, va bene, se uno non fa il terrorista, ma non non rimane può dire una cosa del genere. Se uno dai. non fa il terrorista non rimane vittima, quelli sono dei terroristi. Io spero che Conte, che è persona per bene, e questa destra non si allei con questa gente, perché sennò è complice, no? Negano il femminicidio, sono razzisti, dicono che le persone omosessuali non sono normali, adesso dicono che dobbiamo cecchinare chi manifesta. Ragazzi, qua siamo oltre, cioè il limite si sta spostando sempre più in là e non siamo più nella civiltà, cioè non si possono dire certe cose. Sono le azioni terroristiche, un conto sono le azioni terroristiche, che sono altra cosa rispetto a chi manifesta anche in modo acceso. Questi sono dei terroristi. Lo Stato va difeso, ma lo Stato non uccide. Un conto è isolare i violenti, che è assolutamente corretto, un altro è parlare di cecchini. La vita umana ha un valore, quindi mi sembra che questo dibattito si sia un attimo spostato su dei valori che io non condivido, per cui finché parliamo di sicurezza, finché parliamo appunto di condannare azioni violente, sono assolutamente d'accordo. Dopodiché però devono esserci giustamente i limiti nella nostra Costituzione. Grazie a Dio il diritto alla vita è sacrosanto. La polizia rappresenta lo Stato e lo Stato non uccide, quindi ci stiamo proprio discostando dai principi base di quelli che è il nostro Stato di diritto. Quindi stiamo parlando di cose che sa benissimo che non può essere possibile, perché lei sa meglio di me che mettere i cecchini accanto alla polizia non è una cosa possibile. Io credo che la politica abbia il dovere di riportare il dibattito sul binario della democrazia. Gli mandiamo dal psicologo a questi qua. No, ma cosa c'entra questo? Cioè, nel senso che verranno indagati, verranno arrestati, sono 800 identificati, qualcuno diceva 30. Per quello che hanno fatto, hanno commesso dei reati anche gravi, e spero che ci sia una conseguenza che sia adeguata a quelle che sono le loro responsabilità. Detto questo, però, noi dobbiamo assolutamente riportare il dibattito sul binario della democrazia, perché sennò a Treviso per le case si menano con i poliziotti, per il parcheggio occupato dai migranti si menano con i poliziotti. Abbiamo fatto vedere, ce l'abbiamo l'immagine. Però questa è una situazione che francamente è esplosiva, e devo dire che sinceramente, non me ne vogliono, però le manifestazioni della Lega o di Fratelli d'Italia, io i manganelli non li ho mai visti. Perché le forze dell'ordine sono armate? Perché hanno una pistola nella fondina? Perché non serve a nulla e non devono poterla usare. Perfetto, cioè, perfetto. Ci sono se delle noi regole armiamo precise. le forze dell'ordine, perché queste comunque per la Costituzione non possono usare le armi, perché non le possono usare, posso allora chiederle risparmiamo i soldi e non gli diamo neanche le pistole. Una cosa li mandiamo sincera. con le pistole a acqua. Li mandiamo con le mi pistole sono già a acqua. dovuto dissociare da quello che lei ha detto, perché è pesantissimo. Ma questa idea qua
Ne avete discusso? Cioè, ma perché? Perché? Avete visto? Perché? Lei è parlamentare di Vannacci. Perché? Avete visto quelle immagini lì e siete iscritti nella chat, ha sentito il generale. No, mi deve dire se questa roba è condivisa. Non l'avete condivisa. In altri stati come la Germania, come la Francia, come gli Stati Uniti ci avrebbero sparato. Sì, ma voi non avete condiviso questa in Germania, in proposta shock che mi auguro non sia. Ma non è una proposta shock. Dobbiamo difendere le nostre forze dell'ordine, non possiamo mandare questo io vorrei vedere chi non è d'accordo, ma non è certo sui cecchini. Questa sera noi qua abbiamo sentito una cosa che non si può sentire, cioè qua non c'è più un argine. Io mi ricordo che quando Gio Formaggio era dentro Fratelli d'Italia e diceva delle cose assurde, quando è stato condannato per razzismo, quando poi ha detto che i gay devono pagare una tassa per finanziare la famiglia tradizionale, il partito gli diceva basta. Adesso non c'è più un argine. Parole destinate, come dicevamo, a far discutere, anche perché vengono certo non da un semplice tesserato di Futuro Nazionale, ma da un deputato di Futuro Nazionale come l'onorevole Gianangelo Boff, ex esponente importante della Lega. Come sono destinate a far discutere anche l'ennesima notizia che riguarda la violenza tra giovanissimi, lo vediamo dal sito del Gazzettino. Conegliano, nel Coneglianese avete fatto la spia, fratelli 14enni sequestrati da un branco di bulli, denudati, picchiati e minacciati. Una vicenda che arriva dal Coneglianese, che porta ancora una volta di fronte all'attenzione i bulli che arrivano a picchiare, a umiliare e a minacciare una coppia di fratelli 14enni, davvero giovanissimi come i protagonisti delle baby gang che hanno imperversato e stanno imperversando nel Coneglianese, mentre in queste ore spunta a Conegliano un nuovo video di un'aggressione che riporta sotto i riflettori il tema della sicurezza urbana anche a Conegliano. Le immagini del pestaggio avvenuto il 26 giugno sotto i portici di via Cavour, a pochi passi dal parco Mozart, tornano ad accendere l'attenzione sulla sicurezza in città. Il video, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e diffuso solo nelle ultime ore, mostra due giovani che colpiscono un uomo con calci e pugni. Un episodio che riporta al centro il tema della violenza dopo la rissa di venerdì scorso ai giardini di San Martino, dove un ragazzo è stato aggredito da un gruppo di giovani. Le indagini sono in corso, mentre qualcuno si chiede se vi possa essere una correlazione tra i due casi. Nel frattempo il sindaco Fabio Chies auspica che i responsabili vengano individuati e chiamati a rispondere delle loro azioni. Vediamo questi episodi sporadici che avvengono in città e io non ho neanche il coraggio di chiamarli maranza, perché gli daremo un'etichetta. Questi qua sono 4 deficienti che alla sera, invece di stare a casa e essere educati dai genitori a comportarsi bene, vanno a combinare queste cose. Non va assolutamente bene, abbiamo chiesto alle forze dell'ordine di intensificare i controlli, certo che una volta presi devono essere puniti nella maniera adeguata. A diffondere il filmato di via Cavour è stato un esercente del centro storico che denuncia il crescente disagio di residenti e commercianti costretti a convivere con episodi di degrado e violenza. Sì, siamo stanchi della situazione e chiediamo di vivere tranquilli e lavorare tranquilli, tutto qua. Gli episodi di criminalità qui accadono spesso? Sì, frequenti, comunque non è una novità, sicuramente non è un fatto isolato. Parco Mozart basta andare, tossici ci sono e di conseguenza ci sono anche spazzatori. Ai residenti viene chiesto se la zona di via Cavour e del Parco Mozart non sia davvero sotto controllo. Anche stamattina comunque c'erano dei controlli, sicuramente non è piacevole per le mamme con i bambini. Restare qui è sempre un po' allerta ed è un peccato comunque, perché è un bel parco. Serve assoluta fermezza nei confronti di chi si rende protagonista di episodi di violenza, ribadisce il sindaco. Chies respinge però l'idea di un'emergenza sicurezza, pur riconoscendo la gravità dei fatti. Sostiene che il racconto di questi episodi rischi talvolta di alimentare la polemica politica più che rappresentare un reale peggioramento della situazione. Alle volte vedo qualcuno che vuole anche cavalcare politicamente queste situazioni, dico loro di non farlo, perché le forze dell'ordine stanno facendo tutto quello che possono fare. Abbiamo chiesto di inasprire ancora di più e siamo tutti in prima linea, perché queste cose non vogliamo vederle. Ma qualcuno non la pensa così. Non è per sfruttare una questione politica, perché a me potrebbe stare anche bene un'amministrazione di sinistra se mi fa star tranquillo.
Dall'amarezza alla rabbia del sindaco di Conegliano a quella del sindaco di Mogliano, perché è stato denunciato a piede libero il 32enne nigeriano protagonista di un pomeriggio di follia sabato a Mogliano, dove ha spintonato anche un carabiniere mandando in frantumi una vetrata. È lo stesso soggetto che aveva lanciato un sasso contro la chiesa di Santa Maria Assunta in pieno centro. Continuiamo assolutamente a controllare questi soggetti, questo in particolare perché ahimè è tornato a piede libero. Fortunatamente nessuno si è fatto male e assolutamente insomma ci siamo, però si fa fatica, tanta fatica. C'è un misto di rabbia e amarezza nelle parole del sindaco Davide Bortolato dopo il sabato ad alta tensione vissuto tra il piazzale antistante il Cadoro di via Zermanesa e il Bar Verdi di via 24 Maggio nel cuore di Mogliano. Sono circa le 7 della sera quando un uomo si scoprirà poi nigeriano di 32 anni va in escandescenza all'esterno del supermercato inveendo contro dei clienti. Il fare è minaccioso, cerca di alzare anche le mani, sembra alterato e quando capisce che qualcuno ha allertato il 112 scappa, percorre diverse centinaia di metri ed entra al Bar Verdi dove chiede di usare la toilette. L'abbiamo lasciato andare in bagno e poco dopo sono arrivate 2 pattuglie dei carabinieri che si sono appostati proprio vicino al bagno e hanno aspettato che il ragazzo uscisse. Appena uscito hanno cominciato a parlare, dopodiché il ragazzo, visto che si vede dalle telecamere che ha proprio spinto un carabiniere che è andato a sbattere addosso la vetrata, che è un divisorio tra la tabaccheria, cioè tra noi e i clienti. Ha rotto il vetro. L'uomo viene bloccato, scatta la denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, non abbastanza evidentemente per finire in carcere, eppure si tratta di un volto ormai noto. A fine giugno aveva scagliato anche dei sassi contro il Duomo, il video era diventato virale. Sì, è lo stesso perché è ben riconoscibile, cioè uno che gira a luglio con una giacca a vento, incappucciato, si riconosce. Speriamo insomma che ci sia un nuovo fermo e si riesca a fare qualcosa per questa persona. A piede libero e quindi potrebbe essere già tornato a Mogliano? Assolutamente sì, speriamo di no. Ci turba tantissimo perché noi siamo qua che lavoriamo e vorremmo stare in pace e purtroppo vediamo che capitano spesso faccende del genere, specialmente stranieri anche che vengono qui e magari sono un po' alterati, e cerchi di calmarli, cerchi di evitare. Noi magari chiudiamo anche prima il bar per evitare che alla sera, perché normalmente succede verso sera queste cose qua. Dalla sicurezza nelle città, la sicurezza stradale, torneremo fra poco invece a parlare di furti, torneremo anche sulle parole del deputato Boff a Ring, usare i cecchini contro la guerriglia Notav, contro i Notav, ma c'è appunto il tema della sicurezza stradale. Ieri l'ennesima vittima giovane lungo le strade del Veneto a Rosà in moto, il 27enne Thomas che ha perso la vita. Siamo di nuovo sul posto per parlare di una situazione che sta esasperando i cittadini. Vanessa Banzato, buongiorno. Sì Nicola, buongiorno a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Siamo tornati sul luogo del drammatico incidente stradale mortale che si è verificato ieri. Siamo a Rosà, via Capitano Alessio. Un Audi usciva da questa laterale per immettersi, nonostante il segnale di obbligo di svolta a destra, stava svoltando a sinistra proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo da nord Thomas Modesti, 27 anni, in sella alla sua motocicletta. È stato inevitabile l'urto, il giovane non è riuscito a evitare l'impatto con l'Audi, un impatto a dir poco tremendo. Il giovane è stato sbalzato dalla sella della motocicletta e è andato a sbattere sull'asfalto a diversi metri di distanza dal mezzo, un trauma tremendo. I sanitari hanno tentato il tutto per tutto per salvargli la vita, hanno lavorato per più di mezz'ora. Tra l'altro c'è stata proprio una prima persona che è accorsa in soccorso di Thomas Modesti, un volontario del SUEM 118 che abita proprio vicino
al punto dell'incidente stradale, che ha subito prestato aiuto al giovane, gli ha praticato in attesa dell'arrivo dell'ambulanza un primo massaggio cardiaco. Quando i medici e i sanitari sono arrivati hanno proseguito tentando il tutto per tutto, si diceva, hanno lavorato per più di mezz'ora, sembrava fosse stato stabilizzato, è stato portato all'ospedale, ma purtroppo una volta arrivato al San Bassiano per Thomas Modesti non c'è stato nulla da fare. Un impatto tremendo, dicevamo, tanto che anche l'Audi che si è scontrata con la motocicletta è andata praticamente mezza distrutta, è scoppiato l'airbag, danni importantissimi, da cui fanno capire anche che c'era anche sotto una questione legata alla velocità. Quello che stiamo riscontrando, sentendo le persone, nonostante non vogliano rilasciare dichiarazioni al microfono davanti alla telecamera, hanno detto che davvero sono esasperati, perché non è possibile che in così poco tempo si sia registrato l'ennesimo incidente stradale con esito mortale, tra l'altro proprio la statale 47. Nello specifico nel tratto compreso nel comune di Rosà è già stata teatro di incidenti con esito anche mortale. Quello che dà molto fastidio alle persone, che fa arrabbiare le persone, è il mancato rispetto della segnaletica stradale, il mancato rispetto dei limiti di velocità, perché Nicola, se quest'Audi, come è stata notata da alcune persone che lavorano proprio in zona, che lavorano sul posto e quindi hanno assistito, hanno visto, sei testimoni di questa scena, quest'Audi è uscita e invece di svoltare a destra ha svoltato a sinistra, o per rivolgersi verso il centro o per attraversare la strada ed entrare nell'altra laterale di Viale Bersaglieri. Il codice della strada in questo caso non sarebbe stato rispettato. Tra l'altro noi ci siamo fermati, Nicola, qui qualche momento prima della diretta e posso garantirti che un'auto su 3 non rispettava questo obbligo di svolta a destra. Di conseguenza davvero una problematica di cui parleremo anche con la sindaca appena ci darà udienza, perché è una problematica davvero su cui bisogna riflettere. Non ha senso che proprio per una mancanza di rispetto delle regole perda la vita l'ennesimo giovane, l'ennesimo ragazzo come Thomas Modesti. Thomas Modesti tra l'altro viveva a Bassano solo da qualche tempo, lui è originario del Veronese e abitava in zona San Michele, incontra Trimpona assieme alla compagna. Da qualche indiscrezione, perché non era una persona che viveva il quartiere, da qualche indiscrezione sembrava che dovessero entrambi trasferirsi di qui a poco, però intanto veniva visto passeggiare con il cane, che era una sua grande passione, per le vie del quartiere, come veniva sempre visto in sella alla sua motocicletta, che era la sua grande passione. Per il momento, Nicola, da Rosà è tutto, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Bazzato. Intanto aumentano anche le vittime nella Marca trevigiana sul fronte degli incidenti stradali. 5 vittime in più rispetto allo scorso anno è il bilancio dei primi 6 mesi del 2026 sulle strade della Marca trevigiana, dove da gennaio a giugno hanno perso la vita 25 persone. A fotografare la situazione è il centro di monitoraggio incidenti della provincia, che evidenzia come il 36% delle vittime abbia più di 60 anni, mentre il 28% abbia meno di 30. La causa più frequente è la fuoriuscita autonoma del veicolo, responsabile di 4 casi su 10. Seguono gli scontri frontali e gli investimenti di pedoni. Più della metà dei decessi, il 52%, si concentra nel fine settimana, tra venerdì e domenica, mentre giugno è stato il mese più tragico, con 6 vittime. Preoccupano anche gli utenti più vulnerabili, quasi un incidente mortale su 2 ha coinvolto pedoni, ciclisti o motociclisti. Tra i giovani deceduti prevalgono infatti proprio i conducenti di moto. Sono ben 16 i morti trevigiani sulle 2 ruote dall'inizio dell'anno, sia nel nostro territorio che fuori provincia, sommando anche i 3 decessi di luglio. Sul fronte dei controlli calano le sanzioni per uso del cellulare, cinture di sicurezza e guida in stato di ebbrezza, ma aumentano quelle per eccesso di velocità, cresciute del 200%, e per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Numeri che confermano come la prevenzione e il rispetto delle regole restino le armi principali per ridurre una tragedia che continua a colpire le strade della nostra provincia.
Prima di aprire la pagina dei furti c'è un comunicato che riguarda proprio le parole, abbiamo aperto con le parole shock del deputato Gianangelo Boff di Futuro Nazionale sugli scontri in Val di Susa, sulla guerriglia Notav in Val di Susa, usare i cecchini per eliminarli, per seccarli, ha detto Boff. Era presente in studio, l'avete visto, Carlo Cunegato, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, che in queste ore dirama un comunicato: quando si arriva a invocare i cecchini siamo oltre ogni limite democratico, lo aveva detto anche in diretta. Il silenzio del centrodestra è complicità politica. Sia chiaro, la violenza di chi devasta i cortei o aggredisce le forze dell'ordine va sempre condannata senza esitazioni. Ma proprio per questo è ancora più inquietante che un rappresentante delle istituzioni risponda evocando l'uso dei cecchini contro i manifestanti. Queste parole si inseriscono, conclude Cunegato, in un clima politico sempre più preoccupante. Allora, sul tema degli scontri in Val di Susa, della guerriglia Notav, è anche il tema base del quesito che lanciamo oggi e che avrà come sempre il suo esito questa sera a Ring dalle 20:45. Scontri Notav, contestare il reato di terrorismo, sì. 0422 162 6691 oppure no 0422 162 6690. Centralini aperti da questo momento, potete dire la vostra opinione al nostro quesito. Scontri Notav, contestare il reato di terrorismo, ve lo ricorderò anche nel corso della prima edizione. La pagina dei furti dunque, ripartendo da Treviso con Marta Marangon. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Nicola. Nelle settimane davvero bollenti per quanto riguarda i furti in provincia di Treviso dobbiamo registrare un ennesimo tentativo che si è verificato nella notte in città. Siamo in via Bortolan, laterale di viale Luzzati, e qui verso alle 3 di notte i ladri hanno tentato di entrare in un'abitazione. C'è stato un grande trambusto perché l'abitazione è dotata di sistema d'allarme, quindi l'allarme è suonato, sono arrivate le volanti della polizia. L'unico ad essere stato testimone di quanto accaduto è il panettiere che si trova proprio all'inizio del viale, all'inizio della via. Qui vedete siamo circa dalle immagini di Nicoletta Rizzetto lo vedete, siamo circa a 200 metri dall'incrocio con viale Luzzati. Ebbene, il fornaio che era al lavoro per fare appunto il pane è stato allertato dalla polizia, che gli ha detto di chiudersi in negozio perché appunto stavano dando la caccia a questi ladri che avevano cercato di entrare. Al momento sembra che siano riusciti a fuggire. Peraltro, insomma, in questa via, in questa abitazione, ma anche nelle abitazioni limitrofe, nel corso dei mesi ci sono stati anche già diversi furti, sia durante il giorno sia durante la notte, quindi il tam tam tra vicini di casa nelle varie chat di controllo del vicinato è stato continuo questa notte, anche se effettivamente la maggior parte non ha sentito, un po' perché a causa del gran caldo ci si chiude in casa con l'aria condizionata accesa, quindi magari è più difficile anche sentire i rumori. Questa dunque al momento è la situazione. Da Treviso restituisco la linea. Grazie a Marta Marangon. Restiamo però a Treviso, restiamo nella Marca trevigiana con i ladri di gasolio in azione a Giavera del Montello. 2 notti fa prelevati 400 litri di carburante da un camion betoniera. L'ultimo colpo 1 mese e mezzo fa, lo sfogo del giovane autotrasportatore. Verso le 6 siamo partiti col camion, sono salito, ho acceso lo staccabatterie, sono salito in camion, vado per accendere il camion e vedo che il camion è in riserva. Ho detto, vabbè, il gasolio l'avevo fatto venerdì, ho detto vabbè, magari non so, mi sono dimenticato. Vado giù, controllo dal serbatoio e mi trovo il tappo praticamente aperto, rotto, forzato, e il gasolio praticamente non c'era più. Non certo una dimenticanza, ma un colpo chirurgico fatto con ogni probabilità da ladri specializzati nel furto di carburante. Per il giovane Pellegrino Solimando, titolare di un'azienda artigiana con il padre, un inizio settimana davvero amaro.
Sono riusciti a portare via 400 litri, mentre sull'altro, quello lì di mio papà, non sono riusciti a portarlo via perché lui aveva il sistema dell'antifurto, quindi non sono riusciti a fare altro. Sistema installato poche settimane fa, dopo aver subito un furto del tutto analogo, sempre nella zona industriale di Giavera del Montello, in via San Rocco. Padre e figlio stanno presto a fare i conti. Stiamo parlando all'incirca di 800 litri di gasolio. Che monetizzati? Sono intorno ai 1.600-1.700 euro col prezzo che c'è oggi. E quindi ovviamente su un'impresa artigiana piccola incide tantissimo. Sì, incide abbastanza, insomma, ecco, sono 2-3 giorni di lavoro, 4 giorni di lavoro. Da qui la segnalazione ai carabinieri e quella via social per mettere i colleghi autotrasportatori in guardia. Pare altre attività siano state colpite nelle ultime settimane. Pellegrino Solimando, per tutti Rino, è giovanissimo, ma sul suo camion vuole continuare a fare strada. Anche perché con i costi che ci sono oggi del gasolio, quindi diciamo che è diventato oro liquido, quindi siamo sempre di più alle strette e cerchiamo sempre di essere più vigili possibili. Ci si sveglia la mattina per andare a lavorare, per portare un pezzo di pane a casa e succedono sempre questi inconvenienti, insomma, ecco. Gli autotrasportatori, ma come abbiamo visto a Treviso anche le abitazioni, le villette, un assalto a Cassola, ce lo racconta Vanessa Banzato. Entrai dalla porta del salotto. Con un picco in mega divelto all'oscuro, hanno sfondato sotto della porta che ha lo specchio di legno e entrai da là e mi ha fatto tutto da cima a fondo. La disperazione della signora Annalisa, residente con la famiglia in via Zanchetta a Cassola, nei pressi della zona industriale, è quella di tante altre persone che hanno subito la violazione della propria intimità. Di spostare comodini, cassetti, non si passava da... Hanno portato via qualcosa? Sì, mi ha portato via 2 orologi, uno d'oro mio, 2 di mio marito e 2 catenine, un anello mio, 3 contanti. Al di là del valore anche affettivo dei preziosi rubati, prevale a quasi 48 ore dal fatto un altro sentimento. Il dispiacere enorme che sia venuto dentro a casa. È la prima volta che vi succede? Sì, è la prima volta a mio figlio è la seconda. I ladri, aspettando l'uscita da casa di tutti i componenti della famiglia, hanno agito praticamente indisturbati. I nostri vicini qua di fronte era via, Giuseppe, e i ragazzi di qua non hanno sentito niente e neanche quei di hanno sentito niente. A Cagnetta ha fatto il disastro, certo, però non mi ha sentito, cosa ho avuto neanche messo so dentro, non sento cosa che succede fuori perché... Una via allarmi? Sì. Ma non l'abbiamo attaccato Giacomo per 2 ore e è andato via e è venuto a casa e ha trovato il disastro. Sul fatto indagano i carabinieri di Romano, arrivati già nella tarda serata di sabato. Mi dispiace per tutto, per i danni, per l'oro che mi ha portato via, l'orologio che gli era un ricordo della nascita di mio figlio. Mi dispiace, però è importante che non ci fosse in casa nessuno. A breve il comune riaccenderà per tutta la notte tutti i lampioni stradali, ma questa è una magra consolazione per chi ha subito un furto in casa. Maledetti, guarda, maledetti. Non dico parole brutte perché non fa parte del mio essere, ma maledetti, non si può vivere così. Era Mirko Cavallin e non Vanessa Banzato, errore mio a raccontarci questa vicenda, e invece Valentina Visettin a raccontarci l'ennesima spaccata in un ristorante a Padova. Cosa hai visto? Perché io sopra era la mia casa, io ho sentito rumore 3 volte, qualcosa porta a stare come facendo così. Allora ho sentito questo rumore, ho chiamato mia titolare di mio ristorante, lei ha chiamato la polizia. E tu hai ripreso tutto col cellulare e hai dato il video alla polizia, giusto? Sì. I rumori forti nel cuore della notte l'hanno svegliata. Dalla sua finestra ha visto il ladro che spingeva contro la vetrina e stava per entrare nel ristorante dove lavora. Pochi istanti col cellulare ha filmato tutto, con un altro telefono invece ha chiamato la titolare e la polizia. Le immagini registrate da questa ragazza sono state fondamentali per individuare l'uomo. Gli interventi della polizia alle 4 del mattino di domenica, la
porta d'entrata del ristorante Sushi all'angolo tra via Raggio di Sole e Corso Milano a Padova forzata. All'interno il ladro che era scappato aveva fatto razzia di costose bottiglie di champagne, un cellulare e un orologio. La sua fuga in sella ad uno scooter con il volto coperto dal casco però era stata ripresa da una dipendente del locale che vive sopra il ristorante. La ragazza ha mostrato agli agenti le immagini che vengono condivise tra gli equipaggi impegnati nel controllo del territorio. Un'ora dopo nel quartiere Arcella una volante vede un uomo corrispondente all'identikit proprio vicino al Borgo Magno mentre si allontana dal parcheggio a Piani, il Central Park. È qui che i poliziotti trovano lo scooter ripreso dal video della dipendente del ristorante. Nascoste sotto la sella le bottiglie di vino rubate. Anche il motorino è risultato provento di furto qualche giorno fa in zona Ospedali. L'uomo, un 37enne marocchino con numerosi precedenti per furti e droga, è stato così arrestato. Il questore ha anche attivato l'ufficio immigrazione per la revoca del permesso di soggiorno. La refurtiva si aggirava attorno ai 2.000 euro. Lasciamo per un attimo il Veneto, andiamo in Friuli. Il giallo di Codroipo, il corpo carbonizzato ritrovato in una canaletta ieri. Gli ultimi aggiornamenti con Francesco Pezzella. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno a voi. Gli ultimi aggiornamenti, hai detto bene, il giallo di Codroipo che si arricchisce con un nuovo elemento, e cioè da ieri sera è stata presentata la denuncia di scomparsa di un anziano di 83 anni che risulta vivere nell'abitazione che vi facciamo vedere adesso con la telecamera di Emanuele Sergi alla mia sinistra. 83 anni, dunque si stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso ed è stato disposto anche l'esame del DNA per arrivare a verificare se il corpo trovato in queste canalette appartiene all'uomo di 83 anni di cui vi stiamo parlando. Non ci sono ancora ovviamente delle certezze, però se il DNA dovesse confermare che il corpo appartiene a quella persona, almeno dal punto di vista dell'identificazione, le indagini verranno chiuse per identificazione. Poi bisognerà capire se si andrà avanti per l'ipotesi di omicidio o di gesto volontario. Questo dipenderà dagli elementi che sono stati raccolti dai carabinieri anche nel sopralluogo effettuato ieri nell'abitazione in questione, qui in via Bieuzzo a Codroipo, ma anche e soprattutto dai risultati che arriveranno dall'autopsia, che non è stata ancora disposta ma che verrà fatta sicuramente dal professor Carlo Mureschi nei prossimi giorni. I carabinieri hanno effettuato un accesso all'interno di questa abitazione. C'è da dire che per tutta la giornata, a partire da ieri mattina, il corpo era stato indicato come appartenente ad una persona fra i 35 e i 40 anni. Poi c'è questa ipotesi che si tratti invece dell'anziano del quale è stata denunciata la scomparsa, di una età notevolmente superiore, 83 anni. Qualcuno potrebbe chiedersi come si fa a scambiare il corpo di una persona di 35-40 con uno di più di 80. Ebbene, ci è stato anche spiegato in questo caso che i segni che lascia la bruciatura, il fuoco, quindi l'effetto del fuoco, può ovviamente rendere molto complicato non solo identificare la persona, ma anche stabilire, se non proprio con esattezza, comunque andarci vicino, la fascia di età. Questo solo per dire che gli elementi di ieri mattina parlavano di una persona molto più giovane, poi si è aggiunto questo caso e considerando il fatto che l'abitazione dell'anziano di cui è stata denunciata la scomparsa è qui a poche decine di metri dal punto dove è stato trovato il corpo, è stato naturale avviare anche le indagini per capire se si trattasse proprio di quella persona. Prima di restituirvi la linea vi faccio vedere quello che resta qui nelle canalette del rogo. Intanto vedete il fumo, il nero, la canaletta annerita dal fumo, che è stata il segnale che ha permesso all'operaio del consorzio di bonifica della pianura friulana di accorgersi che qui qualcosa era successo, perché ci ha spiegato ieri, lo abbiamo sentito, avete visto anche nei servizi del nostro telegiornale, ha trovato il corpo intorno alle 10 quando passando da queste parti ha notato la macchia scura, la chiazza nera, e si è accorto che c'era qualcosa che non poteva essere una bambola, l'ha definita, non poteva essere un manichino, ma era un corpo carbonizzato. Ha dato subito l'allarme, sono arrivati i carabinieri della compagnia della stazione di Codroipo, che poi insieme a quelli della compagnia di Udine, al nucleo investigativo e al reparto scientifico hanno avviato tutte le verifiche. È arrivato poi il medico legale Carlo Mureschi, incaricato del primo esame esterno della salma, da cui non sarebbero emersi segni di violenza,
violenza, e sarebbe anche stata stabilita una datazione del decesso a più di 24 ore dal momento in cui è stato trovato. Questi sono tutti elementi che messi insieme permetteranno di chiudere il cerchio almeno sulla identificazione, ma l'esame più importante è quello del DNA. Ci vorranno 2 o 3 giorni per avere il risultato. Qui da Codroipo è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Francesco Pezzella. Torniamo in Veneto, andiamo nel Vicentino da Daniele Garbin. Nuovi superamenti dei limiti di PFAS nelle falde a nord della provincia, a Sandrigo e Bressanvido in particolare. Daniele Garbin con Simone Squarcina in diretta. Buongiorno Daniele. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori, siamo a Bressanvido, con me il sindaco Luca Franzè. Buongiorno. Ecco, quello che aveva anticipato Nicola erano questi nuovi dati sugli sforamenti dei PFAS, in particolare la famiglia da catena corta IPFOA, quelli che interessano la parte magari che è più nota della pedemontana, per intenderci le gallerie, ma in questo caso anche tutta una fascia che riguarda i comuni che sono sotto la linea della pedemontana e che hanno inquietato anche con altri rilevamenti nei giorni scorsi, settimane scorse, in altri comuni, degli sforamenti. Parliamo di pozzi privati, quindi non acquedotto, non altre cose, che comunque in base alla nuova normativa entrata in vigore nel luglio scorso hanno portato degli sforamenti pari al triplo più o meno dei valori che erano stati fissati. Ecco, quanto è preoccupante, e anche per capire la dimensione, con il sindaco, ricordiamo anche con il suo collega di Sandrigo. Esattamente. Allora noi abbiamo agito preventivamente con il soggetto gestore che è Viacqua. Nel momento in cui abbiamo iniziato a vedere nel corso dell'ultimo periodo una positivizzazione dei comuni a nord del nostro territorio. Nel corso delle ultime settimane, con le notizie che riguardavano i comuni di Pianezza, Schiavone e di Nove, abbiamo intensificato i rapporti con Viacqua, e qui devo ringraziare la disponibilità del presidente Ginato e del direttore Piccoli, che insieme a loro abbiamo costruito un percorso per essere pronti ad agire qualora anche il nostro territorio fosse risultato interessato da questa positivizzazione. Abbiamo visto anche, che ci si raccontava prima, che avete un po' ripetuto lo schema che avevate già vissuto, inquinamento precedente e fatalità, la linea insomma, dei punti interessati dal comune si ripete, quindi effettivamente in quel caso era un altro tipo di inquinamento, e soprattutto avete già messo in campo delle misure subito per tranquillizzare i cittadini e dare una dimensione. Non è un allarme così sparato, ovviamente voi la parola chiave è prevenzione. Assolutamente sì, è ragionevole pensare che la linea di falda ricalchi lo stesso percorso dell'episodio del 2009, ed è per questo che, intensificati anche i controlli sui nostri pozzi di emungimento della rete acquedottistica, da 1 al mese a 1 settimana si è evidenziato che la rete acquedottistica è assolutamente sicura, anche a fronte dei nuovi range parametrici entrati in vigore il 13 di luglio. Ecco, sui pozzi privati a nord del nostro territorio, rispetto a queste nuove parametrie, questi nuovi range, alcuni pozzi sono risultati positivi. Alcuni pozzi che, rispettando questa ideale linea di falda storica che noi già conosciamo, sono assolutamente risolvibili collegandosi alla rete acquedottistica. Diamo subito informazione, tra un po' i cittadini riceveranno una lettera dal comune con contenuti alcuni suggerimenti e proposte. Quali sono? Certo, massima informazione, massima divulgazione, in modo da rallentare tutte quelle che sono le chiacchiere che possono alimentare chissà quali pensieri. Ogni cittadino, ogni utenza, ogni famiglia del nostro territorio riceverà una lettera. Se è allacciabile all'acquedotto, riceverà la lettera che invita la famiglia all'allaccio con tutte le indicazioni utili. Se la famiglia non risulta allacciabile perché non presenta la rete acquedottistica davanti a casa, si invita ad analizzare la propria acqua del pozzo, come peraltro previsto dalla norma di legge, che sarebbe a carico del cittadino. E per agevolare questa operazione, il Comune di Bressanvido, insieme a Viacqua, ha stipulato una convenzione per rendere meno oneroso per i cittadini questo impegno, determinando 1/3 della spesa in capo al cittadino, 1/3 in capo a Viacqua e 1/3 a onere del Comune di Bressanvido.
Allora, intanto ringraziamo il sindaco e queste sono proprio esattamente le informazioni che era opportuno anche dare per tranquillizzare la situazione. Poi ovviamente seguiremo la vicenda. Ecco, sindaco, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Ecco Nicola, da Bressanville al momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbin. Peraltro nel pomeriggio di oggi alle 17 lo racconteremo poi con il nostro Filippo Fois che sarà in diretta da Palazzo Grandi Stazioni. C'è una importante presentazione da parte della Regione perché verrà presentato il rapporto sulla presenza di PFAS nei prodotti di origine animale in Veneto, per cui questa sera vi racconteremo anche questa situazione e questi dati sui PFAS direttamente dagli esperti. Un Filippo Fois che invece questa mattina è stato a Palazzo Balbi per un importante accordo firmato tra il Presidente della Regione Alberto Stefani e la Guardia di Finanza. Di cosa parliamo, Filippo? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Prendiamo la linea da Palazzo Balbi, la sede della Giunta regionale. Proprio a proposito di PFAS, prima abbiamo anche incrociato l'assessore alla sanità Gerosa, che però non ha voluto ancora rilasciarci delle anticipazioni riguardo ai temi che verranno trattati questo pomeriggio, come anticipavi tu. Questa mattina viceversa il Presidente della Regione Alberto Stefani ha firmato con il generale Guido Zelano, che è il comandante della Guardia di Finanza del Veneto, un patto di collaborazione tra i due enti per la formazione della Guardia di Finanza, dei componenti della Guardia di Finanza di fronte a una serie di crimini che si evolvono anche dal punto di vista informatico in una maniera talmente rapida e talmente complicata da avere la necessità di una continua formazione del personale che le deve contrastare. Naturalmente il tema è molto ampio e anche molto spinoso, perché non si parla solamente di evasione o di elusione fiscale, si parla anche di riciclaggio di denaro e soprattutto di infiltrazioni, se non addirittura di radicamento delle grandi associazioni di criminalità organizzata nella nostra regione. Nella nostra regione chiaramente non ci sono atti eclatanti di violenza, c'è però un'attività economica e finanziaria spesso di peso in una regione ricca come il Veneto, che appunto rappresenta la maggiore attività di contrasto da parte della Guardia di Finanza e delle forze dell'ordine alle mafie, ed è quello con cui vuole collaborare anche la Regione Veneto. Noi possiamo ascoltare quanto ha dichiarato il Presidente Alberto Stefani a margine della firma del protocollo, poi la linea può tornare allo studio. È un protocollo con la Guardia di Finanza per attività di formazione. Ovviamente la Regione ha in sé un progetto che si chiama Capacity Building, che può essere messo a disposizione anche del personale della Guardia di Finanza. Insieme abbiamo condiviso una strategia di formazione che possiamo estendere anche successivamente per quanto riguarda altri ambiti. È un metodo di lavoro che tra l'altro prende in considerazione anche l'istituzione di una cabina di regia che monitorerà protocollo per protocollo l'effettività di quanto scritto. Il Veneto è una regione a rischio, prima si parlava anche col generale del fatto delle infiltrazioni e della grande criminalità organizzata in una regione, in una realtà economica come questa in cui girano tantissimi soldi. È una regione a rischio. Io peraltro ho deciso di tenere per me la delega all'antimafia e alla gestione dei beni confiscati alle mafie. È un'iniziativa su cui vogliamo lavorare, su cui anche la Regione del Veneto vuole fare la sua parte, mettendo a disposizione gli uffici competenti e soprattutto mettendo a disposizione tutti quelli che sono gli strumenti che la regione come la nostra, una regione come la nostra, può sicuramente assicurare per garantire giustizia e soprattutto per la lotta alla mafia, che deve essere una sfida in cui anche la Regione del Veneto, anche la politica deve essere in prima linea. Molte aziende stanno vivendo in Veneto un'estate di passione per quello che riguarda il prezzo del gasolio, che ormai è arrivato a livelli insostenibili per alcuni bilanci. Sì, c'è da dire anche che ovviamente questo è un tema che nelle ultime settimane ha riguardato ampi spazi ovviamente di confronto anche con le realtà imprenditoriali, le associazioni di categoria. Ovviamente noi faremo la nostra parte, è chiaro che non è un tema di carattere regionale, ma la Regione deve continuare ad essere al fianco delle imprese del nostro territorio. Senta, Presidente, c'è un tema a lei. Queste dunque le parole di Alberto Stefani. Ci separiamo per la pubblicità, però vi dico subito che noi torneremo parlando di una vicenda che riguarda il tema della violenza sulle donne, una storia che abbiamo raccontato più volte nella Marca Trevigiana. Dopo 2 anni da incubo
Cristina, che riconsegna ai carabinieri il dispositivo elettronico che la proteggeva dal suo stalker sottoposto alla misura del braccialetto elettronico, una sentenza che è diventata esecutiva e l'uomo è finito in carcere ieri mattina. Noi ieri pomeriggio abbiamo incontrato proprio Cristina fuori dalla caserma mentre stava riportando dopo 2 anni da incubo questo dispositivo elettronico. Lo vedremo subito dopo la pubblicità. Strana, devo ancora rendermi conto, anche se penso che mi resterà comunque l'abitudine di guardarmi alle spalle sempre. Una sentenza, per quanto di condanna, non può cancellare l'incubo. Quello resta, fa intendere Cristina Tronchin, dopo aver riconsegnato in caserma dai carabinieri in via Cornarotta a Treviso il dispositivo che per oltre 2 anni l'ha protetta dal suo stalker, quell'ex compagno diventato con il tempo aguzzino e che in attesa di giudizio era stato sottoposto alla misura del braccialetto elettronico, di cui Cristina più volte aveva denunciato pubblicamente il malfunzionamento. Sicuramente sono d'aiuto, però hanno dei grossi limiti perché ad esempio si scaricano piuttosto in fretta e spesso non c'è la copertura. Braccialetto elettronico ora revocato perché per lo stalker di Cristina si sono aperte le porte del carcere di Santabona, dove dovrà scontare la pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione, sebbene il suo difensore sia già pronto a chiedere i domiciliari. Che rimanga in carcere, io credo che debba pagare, penso che non si renda neanche conto di quello che ha fatto. E secondo me per questi casi del codice rosso vanno tolte condizionali, vanno tolte sospensioni di pena, perché io credo che debbano scontare in carcere. Tra l'altro credo che il clima politico non aiuti nemmeno tanto, visto e considerato che qualcuno ritiene che il femminicidio sia una discriminazione all'atto opposto. La violenza di genere Cristina l'ha vissuta sulla sua pelle, mettendoci la faccia, da qui il messaggio alle vittime che non hanno la sua stessa forza, il suo stesso coraggio. Io dico fatevi aiutare, trovate un avvocato, andate nei centri antiviolenza e poi denunciate. E purtroppo è una strada obbligata dopo, quella di affrontare i processi, ma di non cedere. Ancora la violenza sulle donne, ma in questo caso parliamo di un 20enne che per 2 anni ha maltrattato fisicamente la madre. È accaduto ad Este, il giovane è stato arrestato. Quando i carabinieri sono intervenuti stava picchiando per l'ennesima volta la mamma, che da tempo era vittima della sua violenza. La donna è stata salvata dai militari intervenuti dopo l'allarme lanciato da un familiare e hanno arrestato così il figlio 20enne. L'intervento ad Este, le urla disperate della donna picchiata brutalmente dal figlio hanno attirato l'attenzione di un parente che ha dato l'allarme. Quando i carabinieri sono intervenuti, il ragazzo appena 20enne stava infierendo sulla madre. Per questo è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti. Le botte e le vessazioni però andavano avanti da almeno 2 anni, ma la mamma, unica familiare vittima dei suoi soprusi, non aveva mai denunciato il figlio. Il clima, i cambiamenti climatici, sono stati giorni con temporali anche intensi, ma lo sappiamo, si è aperta la fase della nuova ondata di caldo, la più forte di un giugno già terribile, con termometri in costante crescita fino al culmine atteso nel corso del fine settimana. Tra venerdì e domenica le massime diurne potranno toccare i 39-40 gradi in pianura, notti tropicali con termometri ben oltre i 20 gradi su gran parte della regione. La prima metà dell'estate meteorologica 2026 risulta la più calda mai registrata dalla rete osservativa dal 1992, fa sapere l'assessore alla protezione civile Elisa Venturini, situazione che nella penisola sta favorendo gli incendi. In Puglia, sul Gargano, sono al lavoro, lo vedete, anche 2 direttori delle operazioni di spegnimento della direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige. Dunque la ondata di caldo ormai alle porte, con questo dato impressionante di una prima metà dell'estate 2026 più calda mai registrata dal 1992. E intanto dal punto di vista dell'ambiente
Siamo a Padova, il canale Battaglia nella bassa padovana. C'è l'emergenza alghe e c'è la stessa assessora Elisa Venturini che annuncia un tavolo con tutti gli enti coinvolti nella gestione fluviale. I mezzi del consorzio di bonifica lavorano per ripulire il canale che scorre nel cuore di Battaglia Terme, nella bassa padovana. Da giorni il canale Battaglia, che collega il Bacchiglione all'Adige e che scorre al centro del paese, era infestato da alghe che, grazie al poco ossigeno presente nell'acqua, proliferano. Sul posto, per un sopralluogo, era intervenuta anche l'assessore all'ambiente della Regione Veneto, Elisa Venturini, che ha annunciato che si sta muovendo per far incontrare tutti gli enti che gestiscono le reti fluviali del Veneto attorno ad un tavolo. Il ruolo adesso che debba avere la Regione del Veneto è quello di riuscire a garantire un coordinamento tra i vari soggetti che intervengono lungo i corsi d'acqua. Sto pensando ai geni civili piuttosto che alle strutture tipo infrastrutture venete che hanno la possibilità quindi di agire lungo i corsi d'acqua per garantire la navigabilità, per garantire la pulizia e soprattutto per metterli anche in sicurezza, anche perché collegato a questo clima che diventa sempre più caldo abbiamo anche dei problemi magari dal punto di vista sanitario. Allora bisogna prevenirli e creare le condizioni perché ciò non succeda. Il proliferare delle alghe è uno dei fenomeni legato ai cambiamenti climatici, in cui fasi di siccità si alternano ad eventi temporaleschi particolarmente violenti, con pioggia e vento forte. Ogni volta, anche qui, abbiamo un'allerta gialla, abbiamo centinaia di richieste ai vigili del fuoco, se non alla protezione civile, di intervenire per questi alberi che continuano a cadere. Però anche questo è un effetto del cambiamento climatico, perché il grande calore che abbiamo registrato anche nei giorni e nelle settimane passate e che avremo anche, ha delle ripercussioni sugli alberi e il risultato è che poi questi si schiantano, cadono, con le conseguenze anche qui ogni volta, sperando che non succeda mai qualche evento negativo. Il clima di questo periodo ha portato alla vendemmia anticipata, lo sappiamo, vediamo a Padova la situazione. Nella cantina stiamo facendo dei risultati dei monitoraggi, sicuramente saremo aperti a partire dal 17 di agosto. Adesso ieri è venuta un po' di pioggia, probabilmente ha mitigato da un po' di ristoro, però vediamo anche dalle previsioni del tempo che sarà un fine settimana dove le temperature andranno a innalzarsi ulteriormente. Monitoriamo, sicuramente è di 4-5 giorni in anticipo rispetto allo scorso anno, che già era in anticipo rispetto all'anno precedente, per cui stiamo entrando in un sistema un po' vorticoso e questo sicuramente fa sì che anche le nostre aziende devono attrezzarsi per riuscire a superare questa situazione che ormai è praticamente stabile. Lo certifica il presidente di Coldiretti Padova e presidente della cantina di Conselve, Roberto Lorin. La vendemmia 2026 partirà in anticipo. Anticipare sembra ormai una consuetudine, visto che anche lo scorso anno la raccolta era iniziata prima rispetto agli standard. Le alte temperature che si stanno riproponendo estate dopo estate vanno ad intaccare l'acidità dei vini bianchi. Qui abbiamo una zona, una grande vocazione per le basi spumanti, per cui prosecco, per le bollicine, per cui su questi prodotti noi ricerchiamo l'acidità. È chiaro che il gran caldo e la siccità va a lavorare in maniera negativa su questa caratteristica, per cui noi dovremmo anche da un punto di vista della ricerca probabilmente ragionare sul fatto di introdurre nuove varietà che per mantenere questo profilo di acidità che è fondamentale poi per la piacevolezza dei nostri prodotti. Anche per i rossi l'inizio della vendemmia sarà anticipato. Le alte temperature portano a gradazioni alcoliche sempre più alte, in controtendenza con quello che chiede il mercato. Anche il consumatore si sta approcciando magari a vini un po' più leggeri, a vini che magari con una gradazione un po' più contenuta, per cui anche qui dovremo fare sicuramente delle valutazioni e probabilmente riprendere quei vitigni che storicamente c'erano nei nostri territori, nei Colli Euganei, che hanno una maggiore resilienza, per cui qui serve chiaramente la collaborazione con l'università, con i centri di ricerca, per cercare di capire quello che potrebbe essere una soluzione che anche qui che altrimenti diventerebbe troppo impattante. Le aziende che lavorano sulla vendemmia e sul vino, insomma, quindi prendono le dovute misure. E poi c'è un altro tema economico, le vertenze aperte, non solo
Il caso Electrolux nel bellunese, l'avvertenza idro che entra in una fase cruciale. I sindacati chiamano a raccolta i lavoratori, istituzioni e cittadini. Questa mattina in piazza Isola a Feltre i sindacati hanno convocato un'assemblea pubblica per fare il punto sulla trattativa e rilanciare la mobilitazione a difesa del sito produttivo. Per noi c'erano Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. Sì, la situazione è estremamente delicata. L'iniziativa di oggi in piazza Isola a Feltre fa seguito all'incontro che si è svolto al Ministero lo scorso 20 luglio, che però le organizzazioni hanno giudicato positivo per un certo verso, ma critico perché sul piano industriale e occupazionale ci sono ancora diversi dubbi. Al momento non ci sarebbero le garanzie sufficienti sull'esito positivo della trattativa per la cessione dello stabilimento da parte della multinazionale norvegese. Lo sappiamo, la difficile vertenza si trascina dallo scorso mese di novembre, quando Idro annunciò di voler chiudere anticipatamente lo storico impianto feltrino, mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro e un'importante realtà produttiva del territorio. Attualmente sono in corso, come vi abbiamo già detto, sono in corso le trattative con Metalba, che tra gli altri ha uno stabilimento anche a Longarone. Un nuovo incontro al Mimit è fissato per il prossimo 6 agosto e sarà decisivo per valutare una probabile acquisizione. Questa mattina il territorio è stato chiamato a fare fronte comune, perciò l'assemblea dei lavoratori si è tenuta in piazza a Isola a Feltre. Sentiamo. Oggi abbiamo deciso di convocare l'assemblea dei lavoratori in piazza per aggiornarli sullo stato della trattativa, che al momento non ci soddisfa, perché le notizie che abbiamo avuto all'ultimo incontro ministeriale sono che è in vendita una sola parte dell'azienda, segnatamente la fonderia, e questa è la soluzione che noi non abbiamo mai auspicato. Per noi l'intero perimetro aziendale e l'intero perimetro occupazionale deve essere oggetto della cessione. Noi siamo qui per ribadire una cosa, che qualsiasi soluzione vengano fuori da quel tavolo deve contenere la continuità produttiva e la piena occupazione. Questi sono gli unici elementi che noi stiamo, ripetutamente dicendo da mesi, da quando è iniziata questa vertenza qui. Quindi per noi qualsiasi soluzione troveranno in questi giorni al Ministero deve tener conto di questi due elementi. Rappresenta un valore strategico per il mondo del lavoro, per il mondo delle imprese, per il tessuto produttivo del nostro territorio. Il Comune è a fianco dei lavoratori dal primo giorno e saremo sempre al loro fianco nelle manifestazioni e in tutte le sedi istituzionali, nella quale abbiamo una posizione chiara. Da subito noi riteniamo di difendere il perimetro occupazionale e quindi tutti i lavoratori, e difendere soprattutto il perimetro del piano industriale, che deve prevedere tutte le lavorazioni e non solo la fonderia, quindi assolutamente contrari ad un eventuale spezzatino dell'azienda. Importanti le assenze, il Comune continua ad essere saldamente a fianco dello stabilimento e soprattutto dei lavoratori, assente la provincia, assente la regione, assente anche lo Stato, e questo naturalmente ha indispettito e preoccupato chiaramente le organizzazioni sindacali e anche gli stessi lavoratori. È una crisi che colpisce particolarmente anche l'indotto, come accade in questi giorni alla TB Metal, a cui i dipendenti è stata confermata la cassa integrazione per 6 mesi in vista della chiusura dell'attività e del trasferimento delle lavorazioni nel bergamasco. Per i sindacati si tratta di una situazione paradossale, i lavoratori si trovano a dover affrontare l'ipotesi del trasferimento o del licenziamento, nonostante la prospettiva di cessione della Idro abbia almeno per ora scongiurato la chiusura dello stabilimento feltrino.
Questa dunque è la situazione a Feltre, noi andiamo velocemente in pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta, l'abbiamo visto dal sito del Gazzettino prima, adesso lo vediamo dal sito della Tribuna, la vicenda terribile di due gemelli di 14 anni sequestrati e umiliati dal branco per aver fatto le spie, ore da incubo per i due giovanissimi, è successo nelle campagne di Conegliano. I due ragazzini sono stati presi in ostaggio da un gruppo di bulli che li accusava di aver svelato al parroco che aveva imbrattato i muri della chiesa. Poi la rapina di soldi e cellulare, le botte, le umiliazioni e i responsabili identificati. Insomma, l'accusa era questa: avete fatto la spia, e per questo hanno passato ore da incubo. Ragazzini sempre più giovani, sempre più spesso protagonisti di fatti di cronaca, giovanissimi spesso purtroppo influenzati anche dall'utilizzo dei social e dei cellulari. Ebbene, esporre i bambini a TV, social e videogame prima dei 2 anni, e purtroppo è un dato di fatto, potrebbe influire negativamente sullo sviluppo cognitivo, emotivo, sociale e fisico. È un allarme lanciato da uno studio di pediatri. Tra i firmatari di questo studio recentemente pubblicato c'è il professore Eugenio Baraldi, che il nostro Francesco Ratai ha incontrato. Schermi digitali, digital device e bambini, se ne è parlato in un documento che è stato pubblicato su un'importante rivista scientifica. È emerso che sono molto dannosi per la salute e per lo sviluppo dei più piccoli. Siamo qui con il professor Baraldi, che è direttore del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino. Insomma, professore, cosa è emerso? Ma è emerso quello che ormai sappiamo da tempo, ma che purtroppo è un po' sfuggito a tutti, che siamo in un momento in cui c'è una dipendenza da questi apparecchi digitali, quindi dagli smartphone, dai tablet eccetera, ma il concetto è che ormai i giovani diventano dipendenti, e questo ha delle ripercussioni sulla salute. Quindi stiamo di fronte a un problema di salute pubblica. Salute digitale è una terminologia nuova in teoria, però riguarda proprio la problematica, e questo, voi sapete, in Francia da adesso probabilmente vieteranno l'accesso ai social sotto i 15 anni. Il presidente della nostra regione, il dottor Stefani, sta lavorando anche qui in regione per affrontare questa problematica, perché ormai abbiamo dati scientifici, non ho sentito dire che chi abusa del cellulare ha problemi di sovrappeso, può avere problemi di depressione, di isolamento, alterazioni del sonno, perché chi usa il cellulare riduce le ore di sonno, il giorno dopo a scuola rende meno, può avere problemi di ipertensione. Quindi tante problematiche legate a un abuso del cellulare. Voi stabilite anche una sorta di scala, di gradazione per inserire magari anche gli schermi, perché è innegabile che siano presenti nella nostra vita. Voi dite, fine 2 anni bisogna comunque limitarli al minimo. Sì, lavorando noi ormai da anni su questa problematica, il nostro traguardo è quello di cominciare a parlare prestissimo di questi problemi con i genitori, perché purtroppo una cosa che è rimasta nascosta è che il 70-80% dei bambini a 2 anni già usa questi device e li usa per tanto tempo, e questo ha problemi ad esempio sul linguaggio. Il bambino, una volta i genitori pensavano mio figlio è bravo a smanettare sul cellulare, allora è intelligente. Assolutamente no, questo comporterà dei problemi di linguaggio, perché se il bambino invece di parlare con la mamma, il papà, lo zio sta davanti al cellulare, avrà problemi di linguaggio, e questo è stato dimostrato in studi molto seri. Addirittura certi studi, per quanto riguarda l'uso del cellulare a 2 anni, hanno trovato un'associazione con l'autismo. Questa è una cosa che sarà da confermare, però è una cosa molto preoccupante. Quindi sotto i 2 anni assolutamente non devono usarlo, almeno di
comunicare con un genitore che lavora fuori città, o la mamma, il papà, eccetera. Sotto i 5 anni massimo un'ora, ma già un'ora è tanto. Sopra i 5 anni massimo 2 ore. Queste sono le indicazioni che tutti dovremmo conoscere, e queste sono le indicazioni che vengono date per evitare di arrivare alla dipendenza dal cellulare. E anche per combattere questa piaga nascono progetti come quello di Restate in Rete. 10 comuni della Pedemontana uniti per portare avanti un progetto che ha visto coinvolti i ragazzi tra orientamento, sport e laboratori. 41 ragazzi di seconda e terza media hanno preso parte al progetto di prevenzione del disagio giovanile. Dal 6 al 24 luglio si sono trovati negli spazi della Scuola di Formazione Professionale di Fonte ed hanno seguito gratuitamente un percorso che ha alternato laboratori manuali, attività sportive e momenti dedicati al benessere emotivo. L'obiettivo, quello di offrire ai ragazzi un'opportunità educativa durante il periodo estivo, contrastando così il rischio di isolamento sociale e dispersione scolastica. I partecipanti hanno quindi potuto sperimentare attività pratiche nei laboratori guidati da artigiani in pensione, individuati grazie alla collaborazione di CNA e Confartigianato. Ed ecco quindi, grazie alla collaborazione di diversi attori, che siamo giunti qua, in questo progetto, dove abbiamo messo assieme artigiani, insegnanti, alunni, per trasmettere anche quella conoscenza che i nostri artigiani hanno e che magari potrebbe essere perduta. È sicuramente un'occasione per fare rete, per generare attività e per generare benessere nel nostro territorio. Un'esperienza che ha favorito il dialogo tra generazioni e il passaggio di competenze e conoscenze dai maestri artigiani ai più giovani. Una rete di professionisti, spiega Don Magoga. Hanno reso possibile giorni spensierati, impegnativi, divertenti, dove i ragazzi che all'inizio hanno fatto fatica ad entrare in relazione si sono poi lanciati e hanno dato il meglio di sé. Accanto ai laboratori manuali il programma ha inoltre proposto attività sportive. Credo che l'opportunità di aver inserito anche le società sportive in questo percorso sia proprio l'integrazione che lo sport e il sociale devono avere in questo momento per realizzare insieme l'obiettivo finale, che è quello di promuovere il progetto di vita della persona. Offrire ai ragazzi esperienze positive che li aiutino a scoprire i propri talenti, a costruire relazioni significative e a guardare con maggiore consapevolezza al proprio futuro è la migliore forma di prevenzione del disagio giovanile, spiega Paola Roma. È l'estate del turismo e dell'overturismo, o meglio dei progetti, delle proposte per cercare di arginare il sovraffollamento turistico. Già da tempo Venezia utilizza il contributo d'accesso e fra poco ne parleremo. Si parla del progetto e c'è dibattito attorno a un contributo d'accesso anche per il Cansiglio e poi la proposta del numero chiuso per le 3 cime di Lavaredo, quindi per combattere anche l'overtourism sulle Dolomiti. Le immagini delle code, dei parcheggi esauriti e dei sentieri affollati sono oramai diventate una costante nelle giornate di punta alle 3 cime di Lavaredo e così torna sul tavolo una proposta che ciclicamente riapre il confronto: contingentare gli accessi per limitare la pressione turistica su uno dei luoghi più iconici delle Dolomiti. Il numero di persone che arriva a Misurina e che vuole salire alle 3 cime è quest'anno più alto. Bisognerà fare adesso un ragionamento con il Comune di Auronzo e con Dolomiti Bus per cercare di trovare una soluzione, così come il Comune di Auronzo ha studiato i parcheggi a pagamento, quindi con prenotazione a Misurina, alle 3 cime, così dovrà probabilmente essere presa la stessa direzione anche per la questione del trasporto. Un anno fa in via sperimentale partì l'accesso su prenotazione. I turisti che vogliano ammirare le 3 cime devono premunirsi per tempo per avere la certezza di un posto auto, moto, camper nel piazzale del rifugio Auronzo, che ha 700 posti. Chi non ha la prenotazione si mette in fila ad aspettare le navette, ma ultimamente le code sono impressionanti, come i disagi. La nuova ipotesi punta a individuare strumenti capaci di coniugare tutela ambientale e fruizione
promozione del sito. Tra le possibilità, oltre alla prenotazione, un tetto massimo di ingressi giornalieri o una gestione più rigorosa della mobilità verso il rifugio Auronzo. L'obiettivo dichiarato è preservare un patrimonio naturale riconosciuto dall'UNESCO, riducendo l'impatto del traffico, dell'affollamento e dell'erosione dei sentieri, soprattutto nei periodi di massima affluenza. Ma il tema resta delicato. C'è un problema a valle con l'attesa delle persone che aspettano in coda all'arrivo delle corse di Dolomiti Bus, e al ritorno lo stesso problema, perché ovviamente il numero di corse TPL non riesce a smaltire tutte le persone che vogliono o salire prima o scendere dopo. Per il momento non ci sono decisioni definitive, ma il confronto è destinato a intensificarsi in vista delle prossime stagioni turistiche e, garantisce il presidente della provincia Staunovo Polacco, sarà già al centro della prossima riunione dell'ente di governo. Si gettano le basi per i ragionamenti da fare poi anche col gestore. Oggi riguarda Auronzo e le tre cime, ma in generale possiamo anche valutare anche le altre situazioni di criticità che ci sono. E adesso invece, lo dicevamo prima, vediamo qual è stato il bilancio del contributo d'accesso a Venezia. L'obiettivo, come sapete, è quello di portarlo a 50 euro. Quello appena trascorso è stato l'ultimo fine settimana del contributo d'accesso a Venezia per il 2026. Arrivato alla terza stagione di applicazione, il contributo d'accesso è ancora ufficialmente un provvedimento in fase sperimentale. Di fatto rappresenta un meccanismo complesso che pare avere superato la fase di rodaggio e assunto i caratteri di una strutturalità sempre più diffusa. I 29 giorni del 2024 sono diventati 54 nel 2025 e 60 nel 2026. Abbiamo superato i 5 milioni di incassi, pari a 650.000 appunto voucher a pagamento da parte dei turisti. Riusciamo fortunatamente a togliere pressione giornaliera sulla città, e infatti rispetto a altre città dove il turismo giornaliero è cresciuto molto di più, a Venezia siamo riusciti, se non altro, a tenerlo a dei livelli molto più bassi. Sicuramente non ha alcuna efficacia rispetto alla limitazione dei flussi turistici, impatta pochissimo rispetto a quello che è un tema veramente importante invece, che è quello del decoro. Siamo davanti a questi weekend veramente devastanti per la città, che non hanno nulla a che vedere col fatto che si paghi o non si paghi il ticket. Il dibattito rimane aperto. L'ingresso a pagamento in un'intera città è un provvedimento unico a livello mondiale e per i suoi detrattori sancisce in maniera definitiva la trasformazione di Venezia in parco a tema turistico, senza ridurre il flusso di visitatori. La città peraltro è già al minimo storico di abitanti e in tutto il comune ci sono più di 80.000 posti letto turistici. Di diverso avviso l'amministrazione comunale, che prevede anzi per il futuro un ulteriore aumento dei giorni in cui il ticket sarà in vigore, e non solo. Cercheremo anche di impostare il contributo d'accesso per il prossimo anno, sia in termini di giornate, sia in termini di periodi e sia in termini anche di pagamento, alzandolo rispetto ai 10 euro massimi che sono previsti ad oggi. Già paventata in campagna elettorale dal sindaco Simone Venturini l'ipotesi di aumentare il ticket dai 50 o 10 euro attuali fino a 30 o 50 euro in determinate giornate dovrà passare necessariamente per il governo. Qui la diversità di vedute con il centro-sinistra diventa ancora più abissale. Non mettere una barriera all'ingresso di questo tipo, ma studiare a fondo e ragionare su quelli che possono essere gli incentivi e i disincentivi rispetto al turismo, che sia questo di massa, una distinzione che a me è sempre spiaciuta fare, e quando si parla appunto, e mi sembra più una boutade, di ticket a 50 euro, credo che veramente sia una boutade, perché significherebbe far sì che la città possa essere visitabile solo dai ceti ambienti. Non credo questo sia un sistema interessante. Cambiamo argomento, è un grande dibattito annoso quello del contributo d'accesso e della gestione del turismo a Venezia, e adesso invece andiamo sul Grappa. In questi giorni la rassegna dei formaggi del Grappa, 30 anni dalla parte delle malghe. Trent'anni a difesa delle malghe, 30 anni di promozione per le meraviglie casearie del Monte Grappa. Torna a Campocroce la rassegna dei formaggi di malga del massiccio, che per 3 giorni sono stati protagonisti di una festa che ha visto ancora una volta una grande partecipazione.
L'evento organizzato da Aprolav ha riportato il focus sui cambiamenti che il tempo, il clima, il mercato e tanti altri fattori hanno portato sul grappa e sulle sue malghe. Ricordo sempre una foto che mi ha fatto vedere Bruno Bernardi del grappa nel dopoguerra, era un prato immenso. Adesso i prati ci sono solo dove ci sono le malghe. Se vogliamo continuare a preservare dobbiamo dare a questi malghesi quello che hanno dato quelli che ci hanno preceduto, quella dignità economica e gestionale che meritano di avere, perché senza i malghesi nel grappa non ci sarebbero neanche quei prati che sono rimasti. Protagonisti come sempre i formaggi, ma anche chi li fa. I malghesi del grappa con la loro capacità di rimanere saldamente aggrappati al territorio e alle tradizioni. Loro non hanno, come tante altre persone, tutto agevolato, anzi loro non timbrano il cartellino, ma hanno un orario molto vasto dal mattino presto fino a che ora non si sa e producono il nostro formaggio tipico, il morlacco e il bastardo. Fare alpeggio in un mondo che cambia a velocità vorticosa è difficile, ma assieme ad Aprolav ci sono tante altre realtà. Basta citare in primis il cambiamento climatico. Noi abbiamo fatto anche uno studio su questo che è durato 3 anni in collaborazione con l'Università di Cantabria della Spagna, con l'Università di Padova, proprio sul territorio trevigiano e quello che sarà il futuro del clima. Per la cronaca il concorso di morlacchi e quello delle ricotte è stato vinto da Malga Monte Asolone, mentre quello del bastardo ha visto primeggiare il prodotto di Malga Casol del Sol. In generale, però, il livello delle produzioni entrate in concorso è stato molto alto e questo conferma la crescita di tutto il comparto. Se non ci fossero i malgari non ci sarebbe questo splendido paesaggio, perché è semplice venire in montagna a fare il turista, è molto più complicato invece prendersi cura di questo ambiente, quindi grazie a loro, e dobbiamo anche ricordarcelo quando andiamo a fare la spesa. Prendiamo i prodotti della nostra terra, delle nostre montagne, perché c'è tanta passione, c'è tanto lavoro e poi soprattutto sono molto buoni. Dai formaggi delle malghe agli ibis eremita che sono tornati a fare tappa nell'Alta Padovana, Carmignano e San Pietro in Gu. Sono tornati gli ibis eremita nel nostro territorio. 2 esemplari sono stati immortalati tra Carmignano di Brenta e San Pietro in Gu. Dopo gli storici avvistamenti registrati negli anni scorsi sono ricomparsi 2 esemplari, una femmina e un maschio. La segnalazione arriva da un nostro telespettatore molto appassionato della materia. Gli ibis eremita sono tra le specie di uccelli più a rischio estinzione del mondo. I 2 esemplari segnalati da Dino Pianezzola fanno parte di un importante progetto europeo, Life 20 Reason for Hope. Bentornato ibis eremita. L'esemplare femmina si chiama Zonka ed è di seconda generazione, viene tracciata attraverso un anello GPS, fa parte di una colonia che vive nel sud della Germania, mentre il maschio Rainbow arriva dalla Carizia ed è giunto in Italia con uno stormo di uccelli che ha imparato la rotta migratoria attraverso la migrazione guidata dall'uomo, seguendo un paraplano a motore con a bordo dei ricercatori. Gli ibis eremita, ci spiega il nostro telespettatore, sono riconoscibili per il piumaggio nero, i riflessi verdi iridescenti, la testa calva rossa e il becco ricurvo. Erano scomparsi dall'Europa all'inizio del XVII secolo e sono nuovamente ritornati a volare nei nostri cieli dopo 400 anni dalla loro scomparsa, grazie a sforzi di reintroduzione e conservazione della specie. Lo sport adesso con i mondiali di scherma nel fioretto donne, il Veneto che fa festa per l'oro di Martina Favaretto che ha appunto conquistato la medaglia più importante battendo la connazionale Arianna Enrico. Le lacrime di gioia, inginocchiata a terra, Martina Favaretto è campionessa del mondo di fioretto ai mondiali di Hong Kong, una finale tutta italiana. La 24enne veneta ha battuto Arianna Enrico che sale sul secondo gradino del podio. Favaretto, nata a Campo San Piero di Noale, ora vive a Zero Branco ma si allena con l'Antoniana a Scherma di San Giorgio delle Pertiche, dove è grande la gioia del suo maestro Mauro Numa, storico campione di fioretto e oro olimpico nell'84 a Los Angeles. L'ho sentita molto contenta, ha raggiunto un obiettivo che era da anni che voleva seguire, il titolo mondiale. Lei è sempre stata molto costante, ha ottenuto un sacco di vittorie di Coppa del Mondo, sia quest'anno è salita 5 volte sul podio, l'anno scorso ha vinto 4 prove di Coppa del Mondo, quest'anno ne ha vinte anche 3. Gli mancava un titolo importante.
Quest'anno è riuscita a realizzare il suo sogno. Tra le prime telefonate di Martina da Hong Kong, proprio il suo maestro, l'atleta veneta che fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, ha vinto il derby azzurro per 15-7 e porta a casa il suo primo titolo mondiale della carriera. Un risultato meritato perché è sempre stata costante, è sempre stata, diciamo, lì per vincerlo, è sempre salita sul podio, però gli mancava il titolo. Quest'anno è riuscita sia a vincere il titolo mondiale che a vincere la Coppa del Mondo assoluta. I complimenti dunque a Martina Favaretto. Andiamo adesso invece, siamo quasi in chiusura a Malamocco, quindi torniamo a Venezia con i festeggiamenti per i 50 anni del gruppo Bevanda Malamocco, un gruppo che nel suo palmarès ha anche un record mondiale. Le radici sempre ben piantate nel borgo storico di Malamocco, un'attenzione alla socialità, alla cultura, alle tradizioni ed anche, perché no, la buona tavola e un brindisi in compagnia. Proprio quest'estate il gruppo Bevanda Malamocco, fondato nel 1976, festeggia il suo 50° compleanno, un traguardo importante anticipato da un grande e ricco pomeriggio di celebrazioni in Sala Pella all'ex Casinò, e sono stati raccolti anche 1.000 euro che andranno devoluti alla Fondazione Città della Speranza di Padova per la ricerca. La serata è iniziata con l'intervento dell'assessore al bilancio del comune Michele Zuin e dalla visione di alcuni filmati. Così, la scorsa primavera, l'ex presidente della municipalità del Lido, Giovanni Russo. Sono passati più di 30 anni, un sabato arrivo in bicicletta io e l'assessore al patrimonio di allora, Claudio Orazio, e arriviamo in questa portone, apriamo questo portone che era sempre chiuso da tanto tempo, entriamo in questo spazio, mi appare per primo il carro funebre sotto il campanile e questo spazio che è di dimensioni importanti. E con l'impegno di tenere sempre aperto questo portone, alla fine si arriva all'assegnazione. Tanti appuntamenti anche tra fine luglio, agosto e settembre, con iniziative di cultura e aggregazione. Sabato 1 agosto ci sarà la tradizionale scampata agostana, domenica 2 il brindisi, tanti ricordi ed aneddoti. 50 anni e non sentirli, ed è una cosa, dico, per me straordinaria di trovarci con questa istituzione, questo gruppo, questa cosa che abbiamo creato a Malamocco, che ci ha portato così lontano in maniera anche, devo dire, anche così importante, perché se pensiamo che questo gruppo è riuscito anche a fare il record mondiale del Guinness dei primati, insomma, su questo vuol dire che dietro c'è qualcosa, c'è fortezza. Siamo in chiusura, solo per ricordarvi l'ondata di calore che è in arrivo. A tal proposito il Ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee di indirizzo su ondate di calore e inquinamento atmosferico, un documento tecnico che aggiorna le precedenti edizioni del 2013 e del 2019 destinato a istituzioni locali, a medici e altri operatori coinvolti nell'assistenza della popolazione più vulnerabile alle ondate di calore. E fornisce raccomandazioni, modelli e strumenti operativi. Ovviamente le fasce sempre più a rischio sono quelle, lo sappiamo, degli anziani, in particolare gli ultra 75 anni, i bambini molto piccole, le persone affette da malattie croniche, neurologiche e psichiatriche. Un'attenzione particolare in queste nuove linee guida è rivolta a chi assume regolarmente farmaci come diuretici, sedativi o psicofarmaci che possono interferire con la termoregolazione corporea. Attenzione, avverte il documento, anche alle categorie fragili dal punto di vista socio-occupazionale. Lo sappiamo, i lavoratori occupati all'aperto nei cantieri e in agricoltura, le persone socialmente isolate, i senza tetto e i cittadini in condizioni di appartenenza alle fasce più povere della popolazione. Quindi nuove linee guida del Ministero della Salute per il contrasto alle ondate di calore. Siamo quasi in chiusura, vi faccio rivedere il tema del quesito di oggi che riguarda gli scontri in Notav. Contestare il reato di terrorismo, sì, 0422 162 6691 oppure no, 0422 162 6690. Come sempre la chiamata è gratuita, non preoccupatevi se sentite il numero occupato, perché il sistema registra al momento della vostra scelta qual è la vostra opinione.
Sono già molte le chiamate, continuate anche dopo i telegiornali, durante la giornata, anche durante le nostre edizioni dei telegiornali e successivamente, perché poi, come sapete, come sempre, l'esito di questo quesito sarà questa sera a Ring dalle 20:45 con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, che avrà come ospiti intanto una prima parte con il presidente della regione del Veneto Alberto Stefani, quindi i progetti e la situazione della nostra regione, e poi Claudio Borgia di Fratelli d'Italia in consigliere regionale, Alessandro Del Bianco, consigliere regionale del Partito Democratico, Stefano Valdegamberi di Futuro Nazionale e Niccolò Rocco, consigliere regionale di Azione. Ovviamente tra i temi di cui si parlerà si tornerà evidentemente anche a parlare delle frasi con cui abbiamo aperto questa edizione, le frasi shock del deputato, collega di Valdegamberi, deputato di Futuro Nazionale Gianangelo Boff, che parlando proprio degli scontri in Val di Susa ieri sera ha detto contro questi terroristi bisogna utilizzare i cecchini per eliminarli. Insomma, ci sono delle reazioni già in queste ore per queste parole che ovviamente creeranno, e già lo stanno facendo, stanno creando polemica. Non mi resta che lasciarvi al meteo fra poco, poi c'è Casa Pappagallo come sempre, la ricetta del giorno, poi alle 16:15 un interessante film, L'Odissée, ed è un film che racconta la vita di Jacques Cousteau, il grande esploratore subacqueo, quindi un film da non perdere subito dopo Casa Pappagallo, meglio poco dopo Casa Pappagallo, e questa sera vi ricordo Ring. Vi ho già ricordato la programmazione, non mi resta che salutarvi, grazie per averci seguito e arrivederci.